48 ore dopo le sue dichiarazioni a Venezia, in cui un Luca Zaia amareggiato prendeva atto di essere un problema al momento per il centrodestra, ma di confermare tutto il suo sostegno a Alberto Stefani della Lega, il governatore uscente ha nuovamente analizzato la questione dei veti. Sia a me che a Alberto risulta che questa sia stata una pregiudiziale per portare a casa la presidenza. Adesso io non credo a quello che leggo sui giornali, che è tutto un problema leghista, visto e considerato che di veti ce ne sono stati tanti, però non è motivo di star qui adesso a discutere di chi è la colpa, ne prendiamo atto, dopodiché sono ancora vivo in vita, cercherò di viverla bene sta partita. Il sostegno a Stefani in sostanza non l'ha percepito così forte e deciso. Alberto ha bisogno del sostegno di tutti, ha bisogno del mio sostegno principalmente per ovvi motivi e anche di tutti i cittadini, però sai, la campagna elettorale è sanificatoria e purificatoria. Lì si vedono i numeri, lì si vede chi conta, chi ha parlato per nulla, chi ha parlato troppo, chi ha parlato poco prima di quei numeri, ma soprattutto sarà sanificatoria e purificatoria, io spero, per tutti quelli che ambiscono di candidarsi, magari poi restano sugli spalti. Si candidano tutti, se qualcuno ha bisogno di firme gliele procuriamo noi. Ma quando deciderà allora il più ambito problema del centrodestra veneto, come presentarsi alle prossime elezioni regionali? A tempo debito, io ho sempre detto che sostengo Stefani e su questo non c'è dubbio, dopodiché la mia eventuale discesa in campo la comunicherò se la comunico, diciamo, con le modalità che mi sono sempre state caratteristiche. Quel sentirsi un problema per il centrodestra è qualcosa che ha toccato Zaia, che procrastina una ufficializzazione della sua candidatura, quantomeno nella Lega. Nel momento in cui accade che tu sei presidente uscente, sparisce la lista del presidente, lo posso capire, non sono candidato. E sembra si potesse mettere il mio nome diciamo, sul simbolo della lista, e ho visto che c'è stato un veto anche su questo a livello nazionale, ho detto beh, se sono un problema vedrò di renderlo reale il problema e quindi cercherò di organizzarmi in maniera tale di rappresentare fino in fondo i veneti. Certo è che c'è ancora tempo per decidere come e in che modalità rappresentare i veneti.